Buonasera a tutti e benvenuti a questo convegno nel quale faremo un po' il punto della situazione dopo che era nata all'inizio del 2019 e è stata anche questa troncata da 6 mesi di impegno dell'amministrazione sul fronte Covid, per cui siamo in ritardo rispetto alla scaletta originale. Io vi ringrazio per la presenza, vorrei contemporaneamente ringraziare la sovrintendenza, presente con il dottor Fabrizio Magani, sovrintendente della Sovrintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova e Treviso, che è alla mia destra, e ad altri 2 funzionari della sovrintendenza che questa sera sono presenti qua. Vorrei ringraziare Erminio Canevese di Virtual Geo, che fa da consulente scientifico di ICOMOS Italia, che è il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, membro del CIPA, Comitato internazionale di fotogrammetria architettonica, al quale l'amministrazione comunale si era rivolta per un primo approccio nel campo dei rilievi tecnici della zona campione che avevamo deciso di prendere a campione, appunto. Ringrazio Alessandra Curti, che è dirigente dei servizi infrastrutturali e gestione del territorio del mio comune, del comune di Vittorio Veneto. Vorrei estendere il ringraziamento, anche se non sono presenti, all'Università degli Studi di Trieste, che non potevano venire questa sera, il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, di cui è responsabile il professor Sergio Pratali Maffei, nonché il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, nell'Istituto di Scienza del Patrimonio Culturale, nella persona del dottor Marco Realini, che ci aveva raggiunto anche lui più volte in città per mettere a punto questi meccanismi. Vorrei ringraziare anche tutti gli uffici del mio comune che mi hanno supportato in questo esperimento che abbiamo lanciato. Io non voglio tediarvi o rubare tempo ai tecnici che hanno cose più interessanti delle mie, ma vorrei prendervi qualche minuto soltanto per descrivervi l'escursus che ci ha portato questa sera a trovarci qui. 16 mesi fa sono diventato sindaco di questo comune qua e naturalmente da subito si è presi da 1000 cose. Una di queste 1000 era appunto il notare come in città e soprattutto nella nostra magnificente Serravalle ci fosse un degrado delle facciate che non si riscontra in altre città, passi per Sacile, passi per Motta, passi per via 20 settembre a Conegliano, e là trovi che meccanismi automaticamente autoinnescantisi in passato hanno fatto sì che queste zone, queste parti della città sono abbastanza a buon punto, se non completamente recuperate, e invece Serravalle languiva. Ho provato a fare un'analisi per cercare di capire i motivi di questa cosa. I motivi se ne possono individuare molti, non ultimo il fatto che una statale transiti per quel merletto che è quella parte di Serravalle, e forse quello, forse altre questioni, adesso non vorrei indagare troppo, ma comunque sta di fatto che quello è un problema. Ho notato anche che tutti quegli stabili sono in proprietà di privati, persone private, per cui ho pensato che l'unica cosa che poteva fare un'amministrazione comunale per favorire il recupero di quelle facciate fosse quello di facilitare al massimo questi proprietari a recuperare le loro facciate, recuperare il valore dei loro immobili, recuperare il valore generale della città, nell'aspetto della città. Ho considerato anche che quel tipo di viabilità che tanti danni ha fatto, sia annerendo le pareti sia sfondando la strada continuamente, sia asportando tratti di muro, se non di terrazzini, con colpi di cassone che sono tutti là, che si possono vedere, e quindi questo cambio, questa modulazione prossima, futura, della viabilità associata alla volontà da parte dell'amministrazione comunale di facilitare il percorso amministrativo prodromico agli interventi, potesse già essere un buon viatico per cominciare questo percorso.
Ne ho parlato anche con la sovrintendenza subito appena che mi ero completato una qualche idea, nella persona dell'architetto Fiorino, il quale mi ha confermato che era anche nelle intenzioni della sovrintendenza poter approcciare questo tema non solo per Vittorio Veneto, per Serravalle, ma anche con meccanismi da poi estendere a altri centri che ne avessero avuto bisogno. Quindi questo mi ha rincuorato e abbiamo proseguito su consiglio della sovrintendenza, abbiamo coinvolto anche appunto il CNR di Milano e l'Università di Trieste, per ciascuno doveva fare un pochettino la sua parte, abbiamo messo appunto questi meccanismi trovandoci qualche volta e oggi siamo qua appunto a fare il punto della situazione. Quindi al termine di questa prima interlocuzione abbiamo avuto una ciliegina sulla torta che è arrivata insperata, in attesa, che è la questione del 90%. Quindi avevamo anche un aspetto economico che avrebbe favorito poi alla fin fine il prosieguo del percorso e si spera di arrivare appunto a qualche risultato interessante alla fine. Di questo aspetto specifico, che è quello dei benefici fiscali legati al recupero delle facciate, ho sentito dire che dovrebbero essere riproposti anche per il 21, per fortuna, altrimenti magari non se ne poteva far buon conto. Nel contempo sussistono anche benefici al 50, al 65, al 110%. Tutti i meccanismi per poterli ottenere non sono ancora completamente definiti, ma lo sono abbastanza, tanto che sempre a Vittorio Veneto è previsto per il 31 di questo mese un apposito convegno di professionisti ai quali appoggiarsi con fiducia per accertare quale sarà il percorso amministrativo necessario per non sbagliare e ottenere questi benefici fiscali. È un treno che passa, non credo che ci saranno altre occasioni di avere tali benefici per gli interventi sugli immobili, delle varie tipologie, specialmente il 110 che sembra interessare tanto, ma anche il 90 mi pare che sia assolutamente interessante. Per cui cerchiamo di produrre tutto quello che è possibile in questa fase, in questo lasso di tempo, perlomeno entro il 21, perché i treni di questo tipo non credo che se ne creino tanti e non credo che ci saranno tante altre occasioni così ghiotte per poter intervenire. Io vi raccomando, la distanza di 1 metro è stata rispettata. Sotto del metro si sa che la mascherina bisogna tenerla, il metro mi sembra sia rispettato, poi a volontà vostra se tenerla o no. Vi ringrazio ancora. Passo la parola quindi al sovrintendente, dottor Magani. Grazie Sindaco. Allora, grazie dell'invito. Saluto tutti gli ospiti. Allora, io sono andato a frugare negli scaffali della libreria di casa e ho trovato questo vecchio libro che vi porto, come fanno gli inglesi, così ve lo faccio vedere, che si chiama Feltre città dipinta. È un libro che è uscito nel 2000 e ho visto che il collega Fiorino c'era e quindi è tra noi anche stasera, quindi questa è già una buona notizia dal punto di vista della continuità tecnica. No, sono tornato a questi vecchi ricordi perché innanzitutto ho capito, caro Sindaco, tornando a Feltre dopo tanti anni, che a Feltre si sono dimenticati di questa esperienza, nel senso che non hanno più memoria di questo libro. Invece io ce l'ho ancora, perché credo che c'entri molto con quello che lei ambiziosamente ha voluto proporre nella sua città, individuando un tema. Lei sa, lo dico anche per tutti voi, che è stata firmata poi una convenzione tra di noi, un accordo tra di noi perché era giusto farlo e proprio perché esiste questo retroterra che vede anche la soprintendenza che nel frattempo ha cambiato pelle tante volte
impegnata su questo fronte, insomma, non solo dal punto di vista dell'importanza dell'immagine urbana, no? Voi capite bene che, insomma, quella che noi chiamiamo facciata dipinta, che oggi diventa anche in qualche modo una moda culturale, no? Sapete che la città di Padova, ad esempio, ha un'ambiziosa candidatura in atto UNESCO proprio per l'immagine dipinta della città. Qualcuno potrebbe dire, ma a Padova insomma, non si vede praticamente niente, in realtà siamo qui a Vittorio Veneto proprio perché qui c'è il tema della facciata dipinta, come in altri centri che erroneamente si definiscono minori, ma che in realtà rappresentano proprio lo scheletro in qualche modo, no? Il sangue che gira, voglio dire, da un centro all'altro e che marca il territorio in maniera molto evidente. È per questo che noi, dal nostro punto di vista, cioè quello del patrimonio culturale, siamo molto attenti e interessati da molti anni, perché nel frattempo ne sono passati 20, voglio dire, no? Da questa esperienza. Che cosa aveva in più, Sindaco, questa esperienza alle spalle? Aveva dei finanziamenti europei. Un progetto Leader 2 che aveva funzionato, che era stato accolto e proposto proprio dagli uffici della soprintendenza. Tra l'altro apro una piccola parentesi affettiva, se posso dire. C'è una bella introduzione di Guglielmo Monti, che voi ricorderete tutti, insomma, qui a Vittorio Veneto, che come dire, diceva, beh, che stranezza, ci sono gli storici dell'arte dell'ufficio di un'altra soprintendenza che vanno d'accordo con gli architetti del mio ufficio, no? Dice, peccato che in realtà questi due uffici siano divisi e non si possa lavorare sempre in questo modo in maniera produttiva. In effetti è andata proprio così, no? Ora abbiamo un ufficio che permette di dialogare, mi pare, in maniera molto proficua e che ha in qualche modo, così, dopo 15 anni, insomma, sigillato e chiuso quello che era una speranza e una prospettiva del soprintendente Monti. E che cosa si era fatto a Feltre? Si è parlato di conservazione delle facciate, cioè si è parlato di modalità tecniche per intervenire nel restauro delle facciate, e non è banale, perché al di là delle patine, dell'inquinamento, insomma, di quello che occlude la vista, lo sguardo al soggetto, al tema delle facciate, c'è poi un tema che di per sé è un aspetto delicato. C'è il tema degli intonaci che magari non sono dipinti ma hanno altrettanta dignità, cioè talvolta un intonaco è forse più bello per materia, infatti in genere si toccano gli intonaci con le mani, no? Perché hanno una vitalità interna che talvolta supera anche la superficie dipinta, no? Cioè ci può essere uno straordinario intonaco caldo e parlante e una brutta pittura su un intonaco fatto bene, quindi voglio dire, ci interessano anche quelle cose che apparentemente non sono figurative e interessano al mondo del restauro. Poi partì, devo dire, lo ricordo molto bene, una importantissima sperimentazione per dare continuità al restauro, per dare durata al restauro, cioè si entrò nel tema molto da chimici, no? Mi ricordo, ma importantissimo sul tema dei fissativi e dei protettivi delle superfici dipinte. Cioè che cosa significa? Che Magani dopo 15 anni torna a Feltre, esattamente quello che è successo un mese fa, e fondamentalmente la ritrova così come l'aveva lasciata 15 anni prima. Cioè, quindi vuol dire che quella sperimentazione, al di là di essere un intervento di natura teorica ma anche molto concreta, ha proprio prodotto un beneficio importante. Non vi voglio annoiare troppo con queste cose un po' di famiglia, però io credo che si debba partire da questa esperienza, no? Un'esperienza che innanzitutto è conoscitiva, già si è fatto qualcosa, noi abbiamo dato anche, me lo ricordava il collega Maioli, poco fa abbiamo dato qualche dato che per me è nuovo, interessante. Qui nella parte storica, diciamo, di Vittorio Veneto ci sono, mi pare, 28, 29, una trentina, diciamo, di edifici dichiarati di interesse storico-artistico, che avrebbero bisogno di essere riletti, quindi ci sarebbe bisogno anche di un'attività vincolistica, diciamo, mirata dopo tanti anni, perché, Sindaco, avendo dato uno sguardo in questi 2 mesi, insomma, a queste normative che non sono
sempre pacifiche da interpretare, mi viene quasi da dire che diciamo, il 90%, cioè il bonus facciate, e persino il credito d'imposta, diciamo, il cosiddetto il quota 110, ormai è entrato nel gergo di tutti, no? Beh, insomma, se il palazzo è vincolato aiuta. Cioè, di solito succede il contrario, se c'è un vincolo ci sono delle grane, no? Non fosse altro perché ci siamo noi, voglio dire, no? Cioè quelli della soprintendenza che devono autorizzare progetti di restauro, eccetera. In realtà, dal combinato disposto della lettura di questi contributi, dei bonus, diciamo così, e della previsione degli interventi, effettivamente se c'è una dichiarazione di interesse, mi pare che persino il percorso in termini di accelerazione sia favorevole, sì, più vantaggioso. Quindi tutto sommato, vi giuro che non è un tranello fare questa operazione di revisione dei vincoli, andare a capire effettivamente nelle nobilissime strade di Vittorio Veneto, di Serravalle se volete, ma non solo. Insomma, tutto sommato questo sia il primo passo, no? Che è di natura amministrativa ma anche molto tecnico-conoscitiva. Poi c'è il tema dei rilievi, la conoscenza delle superfici e poi certamente, lo anticipava il sindaco, io sono un po' per natura scettico, l'azione. E lì effettivamente nessuno ha espropriato i palazzi, cioè se i privati non hanno voglia di intervenire, partecipando a un progetto che certamente, almeno sulla carta, ma spero anche nella prospettiva concreta, sia il primo, il più vantaggioso che si affaccia nel nostro Paese. Ci saranno momenti di difficoltà, incomprensioni, spero non incidenti, ma insomma voglio dire è un percorso nuovo che va studiato prima molto bene, ma non c'è ombra di dubbio che questo sia il momento più favorevole. Quindi credo che anche per l'immagine di questa città, che io estenderei insomma, a un territorio più vasto, che vada Conegliano, insomma voglio dire è la Marca che voi conoscete, insomma questa zona importantissima e che mantiene dei valori paesaggistici stratosferici, ancora in gran parte intatti. Io penso che questo sia un tema che ci vede anche moralmente e doverosamente impegnati. È veramente il biglietto della città, non ultimo per il fatto che comunque Vittorio Veneto ricade dentro quasi completamente a un nuovo perimetro di interesse che è quello UNESCO delle colline del Prosecco. Non voglio essere frainteso, ma non sono così lontane le cose. Con il riconoscimento UNESCO si è voluto celebrare il lavoro dell'uomo da queste parti, in queste colline, no? Non il vino come qualcuno in maniera un po' troppo sbrigativa, voglio dire, vuole interpretare, ma un tessuto connettivo che vede al centro proprio la vitalità del lavoro. A me verrebbe da dire che questo tema sia perfettamente in linea con quei valori, con quegli intendimenti, con quelle prospettive. Quindi adesso credo che alla fine del nostro giro tavolo ci sarà anche una piccola informazione tecnica sul significato del 90%, che tra l'altro a me risulta proprio che da qualche giorno sia chiaramente transitato anche nel mondo del credito, no? Cioè quindi della cessione del credito esattamente come il quota 110. Poi saranno possibili anche delle intersezioni. Se posso restaurare una facciata, e parlo di restauro, col bonus facciate, gli infissi ad esempio che non posso cacciare lì dentro li posso recuperare con la quota 110. Anche questo non è un tema banale, insomma, no? Che è squisitamente legato al mondo della conservazione del patrimonio culturale. Quindi per me, e io sono qui a testimoniarlo questa sera, il fatto di poter partecipare a un tavolo come questo, cioè aver incontrato un'amministrazione che ci incoraggia a lavorare e a ragionare insieme, pur non essendo sempre vincolate le facciate, quindi non tutte sono di interesse storico-artistico, quindi noi dovremmo essere, giustamente, cioè non c'entriamo nulla, come si dice. Ma evidentemente, e ringrazio il sindaco che promuove questa sensibilità,
Evidentemente questo, come dire, spero che abbia fiato, no? Che abbia ossigeno per decollare, il progetto intendo dire, e che abbia poi anche una ricaduta positiva. Con la collega, adesso mi è caduto l'occhio oggi su forse una nuova prospettiva, perché pare in questo momento in cui si parla tanto di denaro che gira, ma speriamo che a un certo punto anche si fermi questo denaro, no? Perché, mi pare che stia per andare in gazzetta un interessante, mi pare, decreto interministeriale che parla di rigenerazione urbana, parla di accessibilità, parla di fattore green, diciamo, no? È destinato ai comuni. Forse ci sarà spazio, Sindaco, proprio per fare una proposta per sostenere questo progetto, no? E altri, no? I comuni mi pare che abbiano diritto a 3 proposte, no? Adesso vedremo il testo definitivo. Insomma, mi pare che ci sia una cornice che idealmente, ma anche finalmente dico, ma anche in maniera molto concreta, potrebbe portare dei frutti positivi. Certamente ha ragione, io ho partecipato a molti di questi incontri. Ragionare con i commercialisti, ragionare insomma anche col mondo, diciamo così, economico-finanziario è molto importante per chiudere il cerchio. E comunque ci tenevo a dirle che noi siamo qua, insomma, se ritiene che siamo di utilità. Grazie. Passo la parola ad Erminio Canevese, che ci illustrerà la prima fase del progetto, che io banalmente da tecnico ingegnere chiamo rilievo, ma rilievo non è, quindi tu spiegherai meglio che cos'è nel dettaglio. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto che mi ha chiamato e mi consente di raccontarvi tutte le attività di ricerca, dove è al centro anche tutto il rilievo di Serravalle, che abbiamo fatto in vari decenni. Ovviamente parlerò di cose tecniche, probabilmente sarò, forse non so, spero di no, noioso, però parlerò di cose che possono ispirarvi sia alle proprietà, sia all'amministrazione comunale, ma soprattutto anche i progettisti dal punto di vista metodologico. Io la presentazione la farò in internet, spero che la connessione mi segua. In ogni caso un piano B, non preoccupatevi. Allora, comincio innanzitutto con un breve estratto della relazione tecnica. Infatti già, eccola qua. Quindi il rilievo è stato eseguito sia con strumentazione tradizionale che con laser scanner e con immagini fotografiche. Allora, la topografia è stata, dove abbiamo impiegato questa strumentazione, è stata eseguita con una poligonale chiusa che ci ha consentito di poter collegare tutte le varie scansioni laser e quindi fare il profilo delle facciate sia a destra che a sinistra di Via della Libertà. Le immagini fotografiche invece sono servite per fare gli ortofotopiani. Dalle scansioni laser sono stati acquisiti, come vedete, circa 3 miliardi di punti che sono stati elaborati. Ecco, vedete, questa è la scansione laser di una facciata. Dalla scansione laser di una facciata è stato fatto il prospetto. Rispetto alle immagini fotografiche, ovviamente il laser scanner misura direttamente, mentre con le fotografie ho un'interpretazione e quindi devo usare altre tecniche che non mi consentono di arrivare alle accuratezze della misura diretta. Sempre dalla scansione laser abbiamo fatto questo modello LIM, Leader Information Model. È un acronimo che abbiamo dato noi all'Advanced 3D, che è oggetto di ricerca da parte della Commissione Europea dal 2014. Con le fotografie invece è stato generato un modello tridimensionale dal quale poi successivamente è stato elaborato l'ortofotopiano, che
è stato confrontato con la nuvola di punti per vedere, appunto, per fare un collaudo e per vedere le differenze che c'è fra l'interpretazione delle immagini fotografiche con le misure dirette. Dopodiché sul modello tridimensionale Advanced 3D è stato proiettato, è stato applicato il fotopiano derivante appunto dal modello tridimensionale generato dalle immagini fotografiche. Così ho ottenuto un secondo modello Advanced 3D texturizzato. Io non sto parlando di realtà virtuale, dopo vi spiegherò perché non è realtà virtuale. Da questa elaborazione poi sono state generate le tavole che usiamo tutti, quindi i prospetti e il fotopiano, sia delle facciate che dei portici. E qua la prima novità, grazie al modello Advanced 3D. Questo che vedete in blu è la validazione del modello tridimensionale, ecco perché non parlo di realtà virtuale. Come vedrete dopo si parla di realtà digitale o immateriale. E il blu significa che ha un'accuratezza intorno ai 2 mm. Questo mi consente di fare delle indagini metrologiche. Indagini metrologiche che sono le indagini che fanno nel settore della meccanica automotive, aeronautica, meccanica in genere. E quindi capire le deformazioni del manufatto. Quindi spanciamenti e fuoripiombo. Queste cose vengono fatte automaticamente dal software. Poi vedrete, noi con questo lavoro daremo all'amministrazione e a tutti i progettisti la tecnologia per poter fare altre indagini dove loro credono siano opportune. E questa è la prima grossa novità, l'information card. È quella che sto usando adesso per la presentazione. All'interno di questa applicazione web io posso tenere tutte le informazioni, tutti gli elaborati, tutti i modelli 3D che ho generato e poi vi spiego perché nasce questa cosa. Compreso anche la tecnologia che noi diamo al comune e ai progettisti, come posso dire, gratuitamente, perché essendo una novità assoluta è chiaro che uno deve provarla. Nessuno, come posso dire, è propenso a acquistare qualcosa che non conosce. E quindi come ha fatto Google ad esempio con SketchUp, che è il software per la modellazione 3D, lo dava gratuitamente al mondo professionale perché potesse capire cosa poteva fare. Con questa metrologia è possibile fare, come dicevo prima, altre indagini metrologiche, dove vedete queste freccette sono dei vettori che indicano il grado della deformazione che ha quella parete e vengono calcolati, vedete in basso c'è una linea verde, sono gli estremi della facciata dalla quale noi facciamo passare un piano perfettamente verticale sul quale viene confrontato appunto la parete reale, parete che abbiamo visto prima con il modello LIM ha un'accuratezza di 2 mm circa. La stessa tecnologia mi consente, anziché di disegnare le forme del degrado su immagini bidimensionali, molti usano Photoshop, farlo direttamente sul modello tridimensionale e quindi questo consente addirittura di lavorare molto celermente anche sulle volte, archi e così via. Ecco, ho detto prima dell'information card e quindi, vedete, qui sono in internet, prendo una facciata come esempio. Infatti adesso sta caricando, eccola qua. Ecco, questa è la prima facciata. Se clicco quel punto di interesse poi mi esce tutta una serie di informazioni che il progettista andrà a inserire. In questo caso noi abbiamo inserito anche le tavole in PDF, il modello tridimensionale, il collegamento per scaricare il software per fare le indagini metrologiche e ovviamente anche i disegni in DVG, quelli di AutoCAD, il software che usa tutto il mondo professionale oggi. Come vedete questa cosa prende spunto sia dal BIM ma anche dal GIS perché in realtà io ho la possibilità di tenermi dentro tutti i quartieri della città, come ho fatto per le facciate di Serravalle, i vari musei,
le chiese e così via, e per ognuno generare un database scientifico e rigoroso sia delle informazioni di rilievo ma anche delle informazioni che tutto il mondo, gli attori professionali che progettano su quel bene possono inserire. Questa cosa da dove nasce? Allora, i benefici del BIM, allora il BIM ormai è diventato obbligatorio dal 2019 per opere pubbliche superiori ai 100 milioni, nel 2025 sarà obbligatorio per tutte le opere pubbliche. Il BIM è uno strumento straordinario che nasce nel mondo anglosassone e consente di dare delle informazioni dei modelli tridimensionali. Quindi il vantaggio, e quindi è anche interoperabile, quindi molte discipline, molti professionisti delle varie discipline possono popolare il modello tridimensionale e quindi verificare anche il progetto in tempo reale. I vantaggi sono notevoli, c'è chi dice che, gli studi dicono che nella cantierizzazione, nella realizzazione dell'opera si può arrivare anche a un 30% di costo più basso, perché ovviamente il progetto, pensate anche all'automotive, in realtà il mondo della meccanica sta usando il BIM da 40 anni, perché il progetto viene talmente definito bene che non ci sono delle sorprese e quindi i costi possono essere contenuti fino a un 30%. Però il vantaggio più grande del BIM è che questo modello con tutte queste informazioni può essere utilizzato anche nella vita dell'immobile. E questo è un vantaggio anche da parte soprattutto delle proprietà che possono andare a popolare di informazioni di qualsiasi natura, genere, fatture, disegni, qualsiasi cosa, questo modello. Però chi è la proprietà che può usare una piattaforma BIM? Sia per i costi di gestione, sia per la formazione, eccetera. Ecco perché nasce l'Information Card, proprio per dare a tutti la possibilità di poter gestire il proprio patrimonio, il proprio immobile. Infatti questa è una ricerca di una università australiana che dice qual è la figura che ha i maggiori benefici di questo processo. Il BIM non è un software ma è un metodo. E tutti pensano che siano i progettisti, magari i costruttori. In realtà chi ha i maggiori benefici è proprio la proprietà, per quello che ho detto prima, sia per il contenimento dei costi in fase di realizzazione, sia anche per la gestione futura. Però nella proprietà, ad esempio i proprietari delle facciate di Serravalle, come possono gestire un BIM, una piattaforma, un software BIM? Costa circa 3.000-4.000 euro all'anno, ha bisogno di formazione. Ecco che la stessa cosa anche il Politecnico di Milano ha fatto una ricerca simile e come vedete su tutte le interviste che hanno fatto il 53% usa il sistema BIM, però solo il 2% il committente, cioè la proprietà. Proprio per quello che stavo dicendo, gestire una piattaforma BIM non è semplice sia per i costi ma soprattutto per la formazione. E questa è stata la nostra idea. Quindi nasce per dare la possibilità alla proprietà di avere un BIM semplice all'interno del proprio cellulare. E qui apro una parentesi per ringraziare la soprintendenza e l'architetto Fiorino che con la sua assistente Damiana Paternò mi sta insegnando la schedatura ICCD. Perché oltre al BIM c'è la possibilità di implementare, lo stiamo facendo, anche la possibilità online di poter seguire il metodo dell'Istituto di Catalogazione del MIBAC. Quindi all'interno di questo strumento online, come avete visto io ho inserito tutto il rilievo, però tutti gli attori che faranno la progettazione potranno fare la stessa cosa popolando gli elaborati progettuali oppure la gestione tecnica, possono presentare i propri progetti, questo sempre in tempo reale e online, il supporto alla cantierizzazione e la gestione nel tempo dell'immobile, così come anche la proprietà avrà il suo database con tutto il lavoro che è stato fatto da tutti e la possibilità, come dicevo prima, di usarlo come se fosse un BIM. In questo caso qua vedete quello che vi ho mostrato prima, l'ho fatto con l'iPad, potrei farlo col computer e con il cellulare.
Il BIM è realtà virtuale, quindi realtà virtuale o realtà digitale. Ecco, il mondo parla di modelli 3D come se fossero tutti virtuali, non è così. Basta andare nel dizionario della Treccani, si cerca virtuale, i latini, e scoprirete che i latini già parlavano di virtuale in potenza di esistere. Quindi questo edificio non è per niente virtuale e se lo porto dentro nel mondo digitale non diventa virtuale, diventa immateriale. La differenza è, come posso dire, io ho cominciato a metà degli anni '80 a occuparmi di modellazione 3D sia nel settore della geomatica e quindi per la progettazione sia nel campo della realtà virtuale e per me questo concetto è semplice, ma non lo è per il mondo perché tutti pensano che i modelli 3D siano tutti uguali. Infatti adesso che tutti stanno cominciando a usare i modelli BIM si stanno rendendo conto, e per primi gli accademici, che qualche problema c'è sul modello, non sul processo BIM, sul modello BIM. Ad esempio questo è il Politecnico di Milano che sta parlando dell'accuratezza dei modelli BIM. Questa immagine che voi vedete è il confronto fra un modello, una sala realizzata con la tecnologia BIM, quindi modellazione solida, confrontata con la scansione laser. Quei colori che vedete sono gli scarti fra la nuvola di punti della scansione con il modello. Vado subito alla conclusione, la leggo. L'uso del BIM per i beni culturali è il nuovo obiettivo per le discipline che lavorano sul patrimonio esistente, ma nonostante un grande sforzo di molti gruppi di ricerca, non esiste ancora una soluzione definitiva, unica e condivisa. Tuttavia i problemi relativi al livello di accuratezza richiesto restano aperti. In attesa di trovare una soluzione che permette di definire chiaramente quale sia l'accuratezza prevista nel modello 3D per il BIM, la nostra proposta è di informare l'utente finale sulla qualità del modello. Ultimamente proprio la Commissione europea sta dicendo che il modello BIM deve essere solamente visto dal punto di vista, come posso dire, di base, deve essere un modello semplificato perché la parte più importante sono le informazioni che vado a mettere in quel modello. Però sul patrimonio storico io ho un altro problema, io devo confrontarmi con delle geometrie esistenti, non sono nuove, non sono virtuali, ma sono esistenti. Infatti anche l'Università della Pennsylvania ha fatto un'indagine in questa nuvola di termini degli usi dei modelli tridimensionali e fra 70-80 usi non esiste, quello che esiste nel mondo della meccanica, l'indagine metrologica. L'indagine metrologica a cosa mi serve? Ecco, questo è un piccolo esempio. Io ho dei muri spanciati, dei muri fuori piombo. In rosso vedete il modello, come sarebbe il modello BIM. È come se fosse un edificio nuovo. In blu vedete com'è il modello Advanced 3D, ripropone esattamente la morfometria dell'esistente e quindi in questa maniera posso fare delle indagini metrologiche, capire spanciamenti, fuori piombo, i vari problemi. Quindi ecco il modello BIM in realtà non è necessario il laser scanner, perché se devo fare un modello virtuale come se fosse nuovo mi basterebbe anche la cordella piuttosto che il disto, eccetera. Quindi usare il laser scanner per fare un BIM è, come posso dire, sentite parlare tanto di scan to BIM, in realtà è una contraddizione in termini, perché non è necessario. Mentre invece per fare l'Advanced 3D qua sì. Qua invece ho bisogno di strumentazione la più accurata possibile. Nel mondo laser scanner, il laser scanner più accurato è quello a differenza di fase. E un'altra cosa importante è non dimenticarsi della topografia, che è lo scheletro del rilievo laser scanner, perché ogni scansione viene tutti i punti che vengono scansionati da uno stazionamento ha un suo sistema di assi di riferimento. Faccio tante scansioni, però queste nuvole sono sparse nel mondo. La topografia mi serve per metterla perfettamente insieme. Poi ci sono anche dei software oggi che fanno questa cosa qua in maniera automatica, si chiama vibrazione.
cerca di attaccare queste nuvole, però i risultati io non li conosco e su un lavoro come Serravalle, su circa 100 metri, posso avere errori anche centimetrici. Esempi di Advanced 3D, e qua devo ringraziare l'ex sindaco di Vittorio Veneto, perché quello che vedete in questa rivista che è Nova del Sole 24 Ore riporta un lavoro che noi abbiamo fatto nel 2005 proprio qui a Vittorio Veneto ed era stato presentato alla prima borsa internazionale delle nuove tecnologie per il patrimonio culturale a Roma, organizzata dal CNR e Enea. E Sole 24 Ore ha scelto proprio questo modello. Questo è il primo modello Advanced 3D, si può dire, della storia. Potete verificare in internet. Sempre un po' di anni dopo abbiamo fatto un lavoro qui al Salone della Battaglia, sì, al Museo della Battaglia. Questa immagine che vedete, che è questo salone, è un'immagine stereoscopica, vedete sotto gli occhialini anaglifici. In realtà possono essere fatte anche immagini che oggi vanno molto di moda per i visori, ma questa immagine in realtà l'ha fatta una ragazzina di quinta elementare usando il modello Advanced 3D. E questo è questo salone. Ecco qua la metrologia. Quando io ho elaborato, per fare questa cosa si tratta di pochi secondi, quando ho fatto questa cosa ho visto questi vettori di questo salone verso l'alto, un salone di queste dimensioni, il pavimento dovrebbe avvallarsi, non andare, basta andare sotto nella loggia e capirete perché. Ci sono delle travi in acciaio, in ferro, l'acciaio lavora e quindi era estate, quindi ecco il perché di queste. E qui avevamo fatto proprio il rilievo del Museo della Battaglia. Queste sono le nuvole di punti, questo è l'Advanced 3D, come vedete ci sono delle maglie più grandi, più fitte, colori diversi, perché ovviamente posso avere anche in tempo reale le superfici di ogni parete. E poi il PDM, che è quello che abbiamo usato per fare delle animazioni virtuali, eccetera. Sempre nello stesso anno, noi stiamo parlando quindi di geometrie e il nostro obiettivo è quello di cercare come posso dire, catturare la realtà e non la realtà virtuale. E questo è un lavoro, sempre grazie all'amministrazione di quel periodo, che abbiamo fatto per una mostra di arte contemporanea a Venezia, in concomitanza con la Biennale d'Arte. Abbiamo fatto questa mostra per verificare se il pubblico poteva interessare questa tecnologia. E quindi ci hanno concesso di fare la scansione dell'Amplexus in Aree, un'opera del Giusti che si trova al Museo del Cenedese. Questa è la mostra che abbiamo fatto a Venezia. All'interno della mostra abbiamo posizionato un nostro computer con una tecnologia professionale, quella volta, dove qualsiasi persona poteva realizzare delle immagini virtuali a partire da quel modello. Ecco, queste sono alcune delle immagini realizzate dal pubblico della mostra, che ovviamente in tempo reale ha inviato. Parlando di geometrie, e quindi dalle facciate alla cappella, a un intero edificio, a una statua, in realtà lo stesso sistema, l'Advanced 3D, potrei utilizzarlo anche per un intero territorio. Questo è quello che ci offrono le nostre regioni, cioè dei modelli tridimensionali. Questo che vedete si chiama DEM, Digital Elevation Model, è un modello tridimensionale tutto grigio, quindi sono senza informazioni. Quello che vedete qui è un Advanced 3D dove un intero comune può essere portato in maniera immateriale all'interno del computer e visualizzabile, come vedete, anche in internet, e interrogarlo, sapere superfici di qualsiasi elemento che costituisce il territorio, ma fino al particolare, che possono essere appunto le facciate.
Questa è una cosa interessante. Il primo comune proprio l'anno scorso ha voluto fare questa cosa qua e gli ho consigliato di mettere il modello tridimensionale DVG nel proprio sito affinché i progettisti potessero scaricarlo. DVG è il formato del software che usano il 90% del mondo professionale, affinché potessero scaricarlo per fare i propri progetti e quindi abbattendo anche per il progettista i costi, perché se deve fare un plano volumetrico ce l'ha già. Il vantaggio del comune è che quando il progettista fa il plano volumetrico inserisce il modello dell'edificio e quindi è un vantaggio per entrambi, nel senso che l'amministrazione comunale avrà sempre la sua cartografia tridimensionale aggiornata e il progettista abbatterà i costi per produrre del materiale. Però non è facile trasferire questa cosa e allora nel frattempo mi sono inventato questa applicazione che vedete che si chiama Watch. Questi modelli tridimensionali che possono usare il pubblico e quindi il pubblico, qualsiasi persona, all'interno di questo prodotto editoriale può interagire con dei modelli di un territorio, addirittura fare delle immagini, come vedete qua, e condividerle. Un altro vantaggio per l'amministrazione perché è il pubblico che fa la pubblicità al proprio patrimonio culturale. Come in questo caso, nel caso del Vajont, il pubblico ha realizzato queste immagini virtuali in cui illustra ciò che è successo nella tragedia. Ultima cosa, poi ho finito. Dove sta andando il mondo? Questa è una sintesi di una pubblicazione scientifica cinese e stanno lavorando per il CIM, che non è il Centro di Igiene Ambientale, ma è City Information Modeling. È un po' come il BIM, però di un territorio. E cosa fanno? Integrano gli aspetti del BIM, quello che ho spiegato prima, con il GIS, cioè i sistemi informativi territoriali. Però alla base di tutto c'è sempre il modello 3D e quindi la domanda è: dobbiamo mettere all'interno del CIM il modello tridimensionale virtuale o digitale? Il mondo sta mettendo quelli virtuali. Quindi questo è un altro aspetto che noi italiani dovremmo portare nel mondo, visto che abbiamo chi dice 70% e più del patrimonio culturale, dovremmo essere noi italiani a insegnare al mondo come fare i modelli tridimensionali del patrimonio e non impiegare tecnologie anglosassoni che ci fanno di questo palazzo fare un palazzo come se fosse nuovo. In conclusione, nelle facciate storiche al sindaco voglio lanciare l'idea di dare la possibilità a chi lavorerà di poter usare questa tecnologia per potersi scaricare il materiale per la progettazione e di popolare con i suoi risultati appunto del lavoro. Grazie. Ti ringrazio. Non chiudere. No, aspetta un attimo. Prima di chiudere, poi scollegare e ricollegare l'altro computer, volevo chiederti se cortesemente fai vedere precisamente i palazzi sui quali sei intervenuto. Sì. Allora. Mi pare fosse una delle prime immagini che avevi mostrato, giusto perché così inquadriamo bene. Quello sopra è il lato destro di Via della Libertà, quello sotto è il lato sinistro. Perfetto, che in pianta sono nella planimetria, li avevi individuati, mi pare. Allora, Via della Libertà è internet. Sta caricando, Sta lavorando? Sì, sì. No, altrimenti passiamo avanti se ci mette troppo. No, beh, Via della Libertà... Mamma mia. Sì, il mondo ideale avrebbe voluto che noi si facesse... Ma aspettiamo il 5G comunque. Di tutta Serravalle. Il mondo ideale. Il mondo reale fa i conti con la cassa e abbiamo rilevato quanti fabbricati? Diversi. Parecchi, però chiaro. non siamo arrivati al mondo ideale. Vabbè, senti... A me dispiace, ma... Ti devo scollegare per collegare l'altro, allora. Grazie.
No. Sì, Quando uno pensa che qua abbiamo una connessione media di 7 megabit al secondo e la Romania ne ha 10 volte di più, è da riflettere, perché dopo i problemi sono questi. Anche dello smart working, ovviamente. Bene, io ti ringrazio e a me il compito di portare tutti con i piedi per terra. Prima, quando hai iniziato l'intervento, hai detto spero di non essere noioso. Io vi garantisco lo sarò. Sì, perché devo parlare di cose pratiche, di norme e di burocrazia, quindi abbiate pazienza, sarò noiosa. Parto molto velocemente da uno spunto che mi aveva fornito nei giorni scorsi la sovrintendenza. Non volevo parlarne, però faccio proprio una cosa velocissima, il bonus facciate. Non volevo parlarne perché io sono un tecnico, non capisco assolutamente niente di fisco e non vorrei dire delle bestialità mostruose. Sta di fatto che il bonus facciate è un'opportunità importante per chi oggi volesse intervenire sulle proprie facciate, sia che si tratti di edifici storici, sia che si tratti di edifici anche meno datati, purché situati in zone A, quindi centro storico, o zone B dei piani regolatori, o zone ad essi assimilabili. Ecco, nel comune di Vittorio Veneto sono o A o B, oppure sono, mi è successo la settimana scorsa e mi è stato chiesto da un professionista, una chiesa che non è né A né B ma è zona F, però è in pieno centro storico, allora chiaramente è assimilabile al centro storico. Zona F è solo per l'uso che viene fatto di quel fabbricato, non perché non è in centro storico. Ma quando mi si chiede nelle zone C, che per capirci sono le lottizzazioni, là faccio un po' fatica a fare l'assimilazione alle zone A o B. Anche perché il Comune di Vittorio Veneto è dotato ormai da moltissimi anni di piano regolatore, quindi è consolidata la zonizzazione. Fatto questo velocissima premessa, il bonus facciate riguarda gli interventi, come ha detto molto bene prima il sovrintendente, sulle strutture opache, quindi sulle pareti, ma non solo, su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e su una serie di elementi visibili dalle facciate, dalle strade o dalle aree pubbliche. Non riguarda le facciate interne tipo poste nei cortili, riguarda le facciate che danno sulle aree pubbliche. Che tipo di interventi sono compresi nel bonus facciate? Sono compresi gli interventi di sistemazione o restauro delle stesse. Allora vediamo un attimo, perché ho detto devo essere noiosa, quindi entro in quella che è la normativa. Parlando di manutenzione ordinaria, sulle facciate noi abbiamo gli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura degli intonaci interni ed esterni, ci interessano gli esterni ovviamente. Riparazione, sostituzione e rinnovamento degli elementi decorativi delle facciate e poi delle opere di lattoneria. Tutti questi interventi, per quanto riguarda il mio lavoro, quindi l'edilizia, sono interventi di edilizia libera. Cosa vuol dire? Che tutto sommato a me potreste anche non dirlo, perché sono lavori che ogni cittadino ha il diritto di fare sul proprio fabbricato. Dopodiché invece me lo dovete dire perché molto probabilmente va messa giù un ponteggio, va fatta un'occupazione di suolo pubblico, però se voi non siete proprietari di un immobile storico ma di un condominio anni 70 in zona B e dovete dare le tinte, vi arrangiate, vi chiamate la vostra ditta e non avete bisogno di dire niente al comune. Interventi di restauro, perché poi il limite è veramente sottile e questo mi serve per arrivare poi a dare un consiglio che se si vuole si segue, altrimenti è un consiglio. Gli interventi di restauro comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio.
e l'eliminazione degli elementi estranei. In qualche modo ritroviamo parole che abbiamo visto anche nell'attività edilizia libera. Qual è la differenza? Che il restauro non è un'attività libera. Il restauro è un'attività per la quale va presentata una pratica in comune. Dopodiché siamo partiti parlando di Serravalle e parlando di fabbricati storici, per cui io mi riallaccio a questa parte. Non vale quello che sto per dire, ovviamente, per il condominio anni 70. Dopodiché i fabbricati, questo sì, scusate, possono ricadere in zona di vincolo paesaggistico. E qua a Vittorio Veneto lo sappiamo, perché ovunque noi si vada c'è un vincolo. Io vengo da altre realtà e non ero abituata a tutti questi vincoli. E c'è il decreto 31 del 2017 che all'allegato A individua gli interventi per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. E fra questi ci sono gli interventi sui prospetti, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore, delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Quindi un intervento sulla facciata che rispetta tutti questi elementi, ancorché ricadesse in una zona di vincolo paesaggistico, non avrebbe la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica. Ma noi siamo più fortunati, perché i fabbricati che abbiamo visto hanno anche tutti il vincolo monumentale. E quindi a quel punto dobbiamo comunque chiedere un'autorizzazione alla sovrintendenza, giustamente. E infatti ho riportato velocemente l'articolo 21 del decreto legislativo 42 che ci ricorda come l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione. Quindi i fabbricati che ci mostrava prima Erminio Cenevese giocoforza necessitano di una previa autorizzazione della sovrintendenza. Allora, cerchiamo di capire che cosa dovete fare, che tipo di carte vanno presentate. Abbiamo visto attività edilizia libera, non serve presentare assolutamente nulla, fatto salvo le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali, quindi fatte salve le autorizzazioni richieste alla sovrintendenza. Se invece parliamo di restauro, entriamo in quelli che sono gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA, per cui andrà presentata una pratica al comune e anche qua sempre fatti salvi comunque le autorizzazioni richieste alla sovrintendenza. Quindi se voi dovete presentare qua nel nostro comune, avete deciso di eseguire un intervento sulle facciate, chiaramente presenterete attraverso il portale, perché sapete qua facciamo tutto per fortuna telematico, una CILA e io consiglio tutto sommato, a meno che non stiamo parlando proprio del condominio anni 70, ma nel caso di interventi sulle facciate, comunque va fatta la pratica in sovrintendenza e consiglio di fare comunque la CILA. In ogni caso il professionista lo dovete coinvolgere e quindi è opportuno che ci sia una pratica anche da noi, ma anche per i motivi che diceva chi mi ha preceduto, perché è importante condividere queste informazioni. Cioè voi potreste fare l'intervento e non dire niente al comune, ne avreste forse il titolo, bisogna capire fino a che punto arriva l'intervento, però il fatto che da noi ci sia una pratica, si sta creando una libreria di informazioni che diventano un patrimonio di tutti, perché non è che quello che è del comune è mio o degli uffici del mio collega, è un patrimonio della città. Quindi da un lato sicuramente li utilizziamo noi, anche per conoscere, per mappare meglio la nostra città. Da un altro sono a disposizione di chi deve fare ulteriori interventi anche di studio della città. Quindi
Sono occasioni importanti. Dopodiché, il lavoro che è stato fatto di rilievo e che l'amministrazione, abbiamo detto, non siamo in un mondo ideale, siamo riusciti al momento a fare solo una parte di questo lavoro. Speriamo di accedere a questi finanziamenti che forse verranno pubblicati per poterlo completare. Questo lavoro viene messo a disposizione. La città è un patrimonio della città, viene messo a disposizione di chi vuole intervenire. Però, come diceva, dove ti sei seduto? Ecco. Se non ho capito male, nel momento in cui il progettista dovesse prendere il tuo lavoro, dopodiché andrà a popolare una banca dati che diventa patrimonio comune e condiviso, quindi diventa una ricchezza per tutti. Cogliamo l'occasione di partire al momento da una strada e speriamo molto presto di poter allargare ad altre zone della città, proprio per creare questa banca dati che sia a disposizione di tutti. Io volevo farvi vedere molto velocemente, abbiamo chiesto il permesso a un professionista di mostrare velocissimamente come va presentato un progetto. Vi faccio vedere questo non perché sia il più bravo in assoluto, è molto bello, è fatto molto bene, ma perché è l'ultimo che ci è arrivato. Quindi altri professionisti a cui non ho chiesto il permesso non è perché non sono stati bravi, che qualcuno non se ne abbia male, è che questo è l'ultimo che abbiamo visto. Ed ha fatto proprio, tra l'altro siamo qua a Ceneda in questo caso, l'analisi. Si è girato. È finito. Sparito. Scusate. Non si salva mai come si vorrebbe. Vi chiedo scusa, ma siccome l'avevo salvato in un altro modo, non trovo più quello che mi interessava. Vabbè, guardiamolo storto. Non volevo leggere assolutamente quello che è scritto, volevo solo farvi vedere una cosa. Come è stata fatta un'analisi molto dettagliata dei vari punti della facciata e poi è stata proposta, scusate, carichi tutto, per favore? Deve caricarlo. Questo è lo stato di fatto, poi c'era, non so cosa è successo, è sparito il resto dell'immagine, c'era il progetto. Comunque, quello che io volevo far vedere era semplicemente questo. Il progetto che viene presentato ha una sua complessità perché viene fatta un'analisi molto dettagliata della facciata. E in questo ci aiuta molto il lavoro già fatto di rilievo di queste facciate di Serravalle. Dopodiché, partendo da ogni area della facciata e quindi dal degrado che è stato evidenziato, vengono individuati gli interventi possibili. Se riuscite a vedere, perché qua è saltato, riesci a girare? Vedete che se ci riesci perché sono orba. Dovrebbe esserci. Sì, sono io. Ok, grazie. Non riuscivo a vedere, sono proprio accecata. Scusatemi. Dove è finito? Sì, come vedete sono stati proprio individuati i vari tipi di degrado, di problema riscontrato, quindi è un'analisi anche importante e dettagliata che viene fatta e per ognuno di questi viene poi proposto il tipo di intervento, modalità di intervento. Viene poi, qui è stata fatta questa scelta grafica, poi la scelta grafica chiaramente è indipendente e questo è un esempio di un progetto di intervento sulle facciate storiche. In realtà noi quando li vediamo la maggior parte sono fatti così, questo era solamente l'ultimo per cui era giusto per vedere qualcosa, un esempio pratico. Quindi detto questo, proprio in estrema sintesi, l'intervento sulle facciate, se si tratta di facciate storiche,
è opportuno presentare una CILA con contestuale richiesta di autorizzazione alla sovrintendenza di nulla osta, trattandosi di fabbricati comunque vincolati. Se si tratta di facciate non storiche, quindi recenti, però in zona B, in zona A, ma forse abbiamo anche qualcosa, basta una semplice comunicazione per quanto riguarda la nostra procedura. Ripeto, non entro assolutamente nel tema di quello che si deve fare per il discorso di avere il bonus fiscale, anche perché, come anticipava il sindaco all'inizio, il 31 faremo un convegno proprio su tutte queste possibilità offerte oggi dei vari benefici fiscali, quindi il bonus sulle facciate, il 110%, ma anche gli interventi di ristrutturazione, perché poi possono essere diversi interventi che si sommano e quindi le opportunità sono molte. In quella sede avremmo sia degli avvocati fiscalisti sia dei commercialisti che sicuramente sanno illustrare molto bene la materia. Io non mi permetto, perché non vorrei dare indicazioni fuorvianti. Ultima cosa, chiaramente i nostri uffici sono a disposizione anche per chi fosse interessato al lavoro che è stato fatto di rilievo per poterlo utilizzare. Possiamo fissare un appuntamento in modo da vedere insieme il lavoro, poi magari il signor Canevesi ci darà il suo supporto tecnico proprio per poter iniziare a lavorare su questo, perché sarebbe una bella sperimentazione. Anzi, l'ha detto chiaramente prima, questi strumenti nuovi, il fatto che vengano utilizzati da più professionisti dà anche modo di testarli e di migliorarli e di capire quali sono le reali esigenze. Il progetto del Comune poi si dovrebbe sviluppare, anzi si svilupperà successivamente con l'intervento dell'Università e del CNR, perché su tutto questo lavoro di rilievo, e qua Sindaco se dico un'inesattezza poi mi corregga, andrà fatto un'analisi dei degradi e delle proposte di metodologie di intervento che andremo a condividere con la sovrintendenza. Ora, sarebbe stato bello arrivare ad oggi con questo fatto, ma in mezzo c'è stato il Covid e quindi abbiamo perso 6 mesi e iniziamo adesso questa seconda fase del lavoro, auspicando che il bonus venga prorogato anche per il prossimo anno, di modo che i proprietari delle facciate più importanti sotto il profilo storico-architettonico del nostro comune abbiano la possibilità di avere anche questo ulteriore materiale a disposizione, perché chiaramente nel momento in cui noi andremo a condividere le metodologie di intervento, dopodiché sarà molto più veloce anche l'iter di approvazione. Detto che questo progetto la sovrintendenza l'ha approvato in 20 giorni e non è che sia stato a Venezia, perché a volte dico devo andare in sovrintendenza, no, ci ha messo 20 giorni, pochissimo, quindi se le cose sono fatte bene vanno via veloci. Dopodiché è chiaro che se prima di mandare un progetto in sovrintendenza abbiamo già condiviso un metodo di lavoro, questo facilita maggiormente l'attività di tutti, del privato in primis, ma anche degli uffici che devono valutare i progetti che vengono presentati. A questo punto sono le 19:10. Se ci sono domande io chiederei a tutti gli intervenuti di ritornare al tavolo, per cui se c'è qualche domanda siamo qua a disposizione. Allora, intanto rispondo io come ufficio tecnico. Chiaramente no, nel senso che proprio perché sono un funzionario pubblico, se io dovessi dire rivolgetevi a questa ditta che magari è la più brava del mondo, piuttosto che a un'altra, capite che qualcuno potrebbe dire che sono corrotta. Quindi noi come ufficio questa possibilità non ce l'abbiamo. Poi diverso è quando ci si trova a chiacchierare al bar, ma quella è un'altra cosa. Effettivamente è la posizione nostra di pubblici amministratori, non possiamo intervenire
con indicazioni specifiche di questo tipo. Non nascondo che all'inizio, a livello di brainstorming iniziale, si era anche pensato di poter avere delle indicazioni standard di intervento e magari con una qualche forma di bando o qualcosa garantirci perlomeno una certa cifra per metro quadrato per tipologia di intervento, ma era un'idea che proprio per la delicatezza del tema non abbiamo portato avanti. Può darsi che ragionandoci su si possa fare qualcosa, al momento no. Così, a proposito dell'intervento, si parlava di deformate. È una cosa che questa cosa che come ingegnere, culturista e come presidente della fondazione Lucio Minucci del Palazzo Minucci de Carlo. Deformate, si parlava di deformata delle facciate. A che livello di dettaglio volevo sapere? E questo personalmente può essere molto interessante, perché per esempio il mio ufficio fortissimo è il frontone che ho visto il frontone meridionale della libertà e la cappella della Santa Croce. Ecco, sapere il livello fuori fondo del formata è importantissimo per partire l'ipotesi di valutazione di interessi locali e punto di vista di totale piano. Ecco, questo che mi interesserebbe. Voi avete anche questo rilievo delle deformate e a quale livello? Come dicevo prima, il punto di partenza è il rilievo. Quindi consideri che un laser scanner, a differenza di fase, fino a 20 metri, la nuvola di punti che rileva è sotto il millimetro. Si chiama rumore. I punti non sono tutti, come posso dire, hanno uno spessore i vari punti, generano uno spessore i vari punti. Quindi quello spessore è 1 millimetro. Sta capitando sul lavoro che stiamo facendo adesso. Abbiamo migliorato le nostre maglie intelligenti. In realtà la maglia che viene generata viene a metà di quel millimetro, per cui ho un rilievo che può stare anche sotto il millimetro in teoria. Quindi si parte da questa accuratezza, dopodiché quando io confronto questa maglia intelligente con quell'accuratezza con un piano perfettamente verticale, ha già la risposta. E quindi può essere anche millimetrica e submillimetrica. Su tutta la superficie. Complimenti intanto per tutte le vostre descrizioni, però mi manca quella fondamentale. Quando si è veramente già, come dire, decisi a questo restauro, con tutto quello che avete accennato, e lo storico ha e tutto quello che serve, però francamente mi viene davvero difficile accettare che si debba sottostare ad una richiesta da parte di tenere l'intonaco storico in presenza di una facciata completamente, non so il termine italiano, completamente, praticamente non esiste più. Quale intervento storico e quale scegliere lo storico intonaco? Perché davvero è tutta macchia di leopardo, non ce ne sono di presenze effettive. E poi addirittura il ripristino, parlo di Serravalle, il ripristino di una scritta, ma non parlo degli, come dire, affreschi di Piazza Flaminio, parlo di una P che non si capisce bene che cosa sia. Quindi, francamente, allora lì c'è l'intenzione di recuperare la facciata. Si è tutti d'accordo, si è tra l'altro fatto intervenire chi sa veramente di intonaci, vedi i restauri di Fassa Bortolo che non fanno altro, che ci suggerisce la scarificazione dell'intonaco per poi mettere... Allora, se il privato decide di ovviamente avere questi benefici, ma anche di mettere del suo, quindi
l'occupazione del suolo, i disagi, i costi, eccetera, per poi avere magari tra qualche anno tutte le fessure, tutte le cose che non sono con questo sistema garantite. Quindi come si fa per superare questo tipo di ostacolo? Mi pare di capire, Susi, che lei ha già presentato un progetto e ha avuto una serie di prescrizioni su come intervenire sul recupero degli intonaci e della noi abbiamo presentato per farlo. Noi siamo decisi a fare questo recupero. Ok. E lei ha avuto comunque delle prescrizioni? Certo. Allora forse chiedo al sovrintendente di illustrarci meglio. No, il problema, neanche io ho presente il caso, forse l'architetto Fiorino? Siamo fortunati. Bisogna accendere. Come ho sentito prima, se questo è un caso che la riguarda personalmente, immagino che riguardi anche il mio ufficio in qualche modo, credo, non lo so, lo sa lei, credo. Cioè, se vuole che le parlo di che cosa significa una mappatura del degrado, ma non credo che sia questo il senso della domanda. Perché ho sentito anche molto male. Sì. Ma lei, non ho capito, lei vuole entrare nel merito della normativa o di un suo caso personale? Non la sento. Si parla di Vittorio Veneto, si parla... Guardi, io le posso dire, senza disturbare l'architetto Fiorino, che se lei sta parlando ed è interessata quantomeno al tema del patrimonio culturale, cioè al restauro del bene culturale per come è definito oggi dal Codice dei beni culturali, le posso dire che gli interventi devono essere progettati e firmati da un architetto, perché sul tema esiste un ampio contenzioso che è finito poi in tribunale e che ha trovato una chiarezza. Benissimo, faremo di nuovo questa richiesta. E quindi il tema dell'architetto che firma il progetto è oggi insindacabile. Certo. Proprio dal punto di vista, insomma, c'è stato un pronunciamento preciso sull'argomento. Quindi mi dispiace, ma con tutto il rispetto, se la firma di un progetto di restauro viene da un geometra, non può essere naturalmente nemmeno preso in considerazione. Parlo ancora perché mi pare che fosse questo il senso della sua domanda, più che altro della sua riflessione, mi pare. Se c'è un edificio dichiarato di eccezionale interesse, quindi gergalmente, come si dice, vincolato, fino a che punto si può parlare di restauro se poi ho una facciata intonacata che non è particolarmente antica, diciamo, dal punto di vista dei materiali o dei rifacimenti successivi. Beh, stasera mi pare, e mi posso permettere di dire in maniera non noiosa, è stato dimostrato quanto sia importante il rilievo che porta a una mappatura del degrado. Stasera abbiamo anche capito quali sono i nuovi orizzonti, no, del rilievo 3D, soprattutto nei termini della realtà della rappresentazione. Mi pare che sia stato veramente un intervento molto importante, puntuale proprio dal punto di vista del metodo. Beh, è proprio grazie a quel rilievo che noi siamo in grado di capire dove sia possibile intervenire, come e dal punto di vista conservativo, quindi restaurando un intonaco antico che merita ancora attenzione, e quando invece non sia, mi pare con molto buonsenso, una volta compresa la natura materiale dell'intonaco, sia possibile rinunciarvi o integrarlo, eccetera. Questo fa parte di un percorso che è classicamente ormai acquisito dal punto di vista di un progetto di restauro. Certo. Altro mondo evidentemente investe le superfici decorate, gli intonaci che non sono di interesse culturale. Certo. Ma ecco, non vorrei che ci fosse un equivoco, perché questa sera si è parlato di un tasso vincolistico per Vittorio Veneto che va come dire,
dall'interesse puntuale, no? Come monumento, insomma, diciamo, l'edificio che è di eccezionale interesse, quindi che deve essere dichiarato. Altra cosa è il mondo del paesaggio, cioè dell'interesse paesaggistico, che in senso stretto non prevede la conservazione, cioè il restauro, ma evidentemente la conservazione di un'immagine che fa parte del paesaggio urbano in questo caso. Ma no? anche per poi sono valutazioni differenti. Capisco, insomma, ma anche per ecco. poi dare una garanzia di tenuta e di veramente di fare un lavoro che poi abbia negli anni non si degradi ulteriormente. Ecco, ma su questo, guardi, veramente mi sono portato, non perché sono sentimentale, ma mi sono portato un libro da casa, quello che mostravo prima, perché è proprio stata una mia, guarda, lo dico con molta, io sono rientrato a lavorare da queste parti da qualche mese e non mancavo da feltre da parecchio tempo, molti anni, e devo dire che la mia constatazione, l'aspetto più interessante per me è che questa esperienza di 20 anni fa, che ha riguardato proprio il tema lo ripeto, della durabilità, no, dell'intervento di restauro, all'esterno tra l'altro, perché un conto è restaurare un quadro che va a finire appeso a una parete in un museo, no? Un conto è restaurare una facciata che è sempre esposta, no? Chiaro questo. Devo dire che quella sperimentazione sui fissativi e sui protettivi ha dato veramente dei risultati sulla distanza che sono veramente per me sorprendenti, quindi anche su questo tema, per questo l'ho portato non tanto come esperienza personale o comunque di ufficio, di esperienza, ma credo che se ne sappia molto. Cioè la tecnica della conservazione da questo punto di vista oggi rassicura molto di più rispetto al passato. Ecco, cito io l'architetto Fiorino, non solo perché è un collega, lui aveva intitolato il suo contributo in questo volume, mi pare, Fernando, cioè il risultato di un protettivo sbagliato, cioè come si interviene dopo un restauro sbagliato su una villa, insomma un edificio molto importante del Feltrino, mi pare, no? Era assedico. Sì. No, ma se posso aggiungere brevemente una questione sulla questione, che non so di che edificio si tratta, dove lei abbia, però no, ma non importa, indipendentemente dal caso specifico, va detto che noi facciamo un mestiere in cui almeno siamo, come posso dire, evidentemente coinvolti nel dare soddisfazione a quello che è un processo amministrativo, quindi a fornire un servizio che è quello legato a un servizio pubblico, e quindi una funzione amministrativa, come si suol dire, in cui l'aspetto burocratico ha una sua componente innegabile. Però siamo tenacemente, cocciutamente, direi quasi disperatamente legati al fatto che dentro questa procedura amministrativa ci sia un contenuto tecnico-scientifico. E il nostro mestiere cerchiamo, per quanto possibile, a volte sbagliando, a volte, di dare a questo processo amministrativo un senso fatto di un contenuto. Ora, la speranza, non è, e qui disperato, ma in realtà con la semplice, disperata ma tenace convinzione che ci sia la necessità di avere, come dire, una condivisione in questa, cioè che anche i professionisti, ma ancora di più i proprietari dei beni, e la gran parte delle volte è così, siano consapevoli di quello che è questo tessuto. Un tessuto fragile, difficile a volte, ma che vede proprio nel suo farsi storico una sua ragione di essere. Comprenderlo, capirlo, individuarlo, darne una risposta adeguata alla complessità non è sempre facile, ci si prova, ma può a volte dar luogo anche a delle difficoltà interpretative, ci può stare. In questo caso però, qui proprio stasera, stiamo parlando di qualcosa di leggermente diverso, cioè non abbiamo la sovrintendenza che si arrocca dietro, come posso dire, interpretazioni apodittiche e verticali, per quanto motivate dall'aspetto tecnico-scientifico, ma c'è l'opportunità in questa forma collaborativa con l'amministrazione che si è resa disponibile e ha anzi creato le condizioni per poter realizzare questa esperienza, e con l'università e il CNR che danno un contributo fondamentale, di immaginare una forma diversa di svolgere questo ruolo amministrativo,
supportato anche da un contributo, come dire, che è volto ai due aspetti, quello dei contenuti tecnico-scientifici, ma anche quelli della semplificazione amministrativa. Il nostro stesso Ministero ci ha incoraggiato, con una circolare recente, a come dire, procedere in questa direzione, quasi avesse, per una volta, non c'è la falsa modestia, quasi ci avesse letto, avesse visto quello che era un lavoro che ci stavamo già apprestando a fare qui e che speriamo diventi, come posso dire, diffuso anche in altre realtà venete. Questa opportunità, chiaro che rende i tempi non sempre condivisibili, l'approfondimento tecnico-scientifico verrà programmato, verrà realizzato e presumo e spero che darà risultati. Ciò nonostante la sensibilità a dare la risposta a chi invece ha comunque anche l'intenzione di intervenire e con una maggiore sollecitudine è tutta assolutamente massima in questo senso e direi abbiamo l'opportunità di farlo, quindi non possiamo far altro che prendere in considerazione un'opportunità che non è proprio indifferente. Stiamo parlando del 90%, con la possibilità di un credito d'imposta, perché con beneficio di inventario di verifiche da parte dei commercialisti, però questo mi risulterebbe, credito d'imposta che significa che il 90% va di fatto a fondo perduto. Quando abbiamo iniziato questa esperienza, la prima cosa che abbiamo detto è che forma di contributo c'è per facilitare questo compito, perché è ovvio che avere la responsabilità di un patrimonio storico comporta oggettivamente dei costi in più. Qui però stiamo parlando di un 90% che ha questa possibilità. Se da un lato si riescono a dare linee di intervento, linee guida e possibilità quindi di avere nel rispetto di questi contenuti tecnico-scientifici il rispetto anche di quella materia storica di cui stava parlando lei, perché quello che per lei è un segno di scarso significato non lo è stato per secoli e probabilmente non lo sarà in futuro. Dopodiché, no, mi scusi, no, anche perché poi concludo, per non fare un contraddittorio che probabilmente non ha senso, anche perché è meglio rimanere in ambito di questioni generali, non individuali. Però evidentemente c'è questa capacità di dare anche ai materiali storici e non alle interpretazioni della singola impresa che vende quel materiale, ma a chi ha la responsabilità e la capacità di provare a individuare soluzioni valide in generale e possibilmente a trovare linee guida che possano essere patrimonio comune. Quello che ci si aspetta da una serata come questa è che questo venga compreso, condiviso e diffuso. Cioè ci aspettiamo che i giovani professionisti riescano e i proprietari possano, come dire, vedere in questa opportunità una possibilità in più, perché stiamo, ripeto, parlando di un 90% e di una di fatto a fondo perduto, perché se davvero c'è un credito d'imposta è per tutti i prospetti che sono sulla pubblica via. Direi che non è una cosa sulla quale poi interrogarsi se per far questo il tema si allarga anche al centro storico, perché è vero, come diceva, perché stiamo parlando di immobili vincolati, ma stiamo parlando dei vincoli paesaggistici, ma stiamo parlando soprattutto di un centro storico. In questo senso il riferimento alla paesaggistica semplificata, verissimo, si possono tinteggiare gli edifici senza bisogno di una richiesta paesaggistica, ma c'è un accenno a laddove esistono piani dei colori e dove non si cambia la morfologia e la tipologia dell'intervento. Ora, sappiamo bene che cosa vuol dire avere questa facoltà e utilizzarla e trovarci poi il giorno dopo, quando c'era un intonaco con un colore assolutamente coerente con quello che gli stava intorno, un intonaco con colore giallo limone. Non ho usato un colore a caso. Immagino che voi sappiate tutti di che cosa stiamo parlando, eppure, voglio dire, è un intervento lasciato alla libera facoltà. Allora, decidiamo che cosa vogliamo e come fare per semplificare al massimo le procedure. Non nascararci dietro una burocrazia cieca, ma però dare un contributo di consapevolezza, ciascuno per la propria parte. Vabbè, ringraziamo l'architetto Fiorino per l'intervento. Posso fare una veloce considerazione, no? Benissimo per quello che riguarda, sono un professionista, un architetto, no? Benissimo per quello che riguarda gli edifici storici e quindi le analisi, le considerazioni, le autorizzazioni della sovrintendenza, eccetera. Mi facevo solo una domanda, no? Visto che il decreto è un decreto del 31 del 2017, quest'anno e l'anno scorso sono venuti fuori i super bonus, il bonus facciate, eccetera. E questi riguardano aspetti di efficientamento energetico
e quindi considerazioni anche che riguardano edifici che non siano storici, ma edifici normali, quelli in zona B o addirittura anche magari in zona C. Ecco, qui Vittorio Veneto siamo sotto il vincolo paesaggistico al 90% del territorio. Se questi bonus prendono piede, dovremmo fare un discorso che si allarga al discorso delle facciate. E quando parliamo delle facciate facciamo un discorso anche di coibentazione e un cappotto per ridurre quelli che sono gli aspetti energetici del consumo dell'edificio. Nell'allegato A del decreto si parla di emergenze dalla sagoma, quindi se io faccio un cappotto non è ancora ben precisato, si aspetta che ci siano dei chiarimenti forse a livello anche legislativo, però visto che c'è la sovrintendenza qui vorrei capire come intende la sovrintendenza trattare, perché il tema dovrebbe essere quello che se molti interventi riguarderanno non di edifici storici, perché lì non è possibile, se non in rarissimi casi, effettuare cappotti esterni, ma nell'edilizia normale intervenire con cappotti esterni vorrebbe dire magari invadere con semplificate, con operazioni così di pareri anche paesaggistici semplificati, la sovrintendenza di richieste di autorizzazione. Oltre a rallentare anche tutto il processo, c'è un discorso anche di semplificazione generale delle procedure, delle pratiche. Vorrei capire un po' come intende la sovrintendenza in questa fase, se ha analizzato questo aspetto, oppure se per il momento è in una situazione di attesa di chiarimenti o d'altro. Grazie. Una buona domanda. Innanzitutto, allora, la questione, si parla più in realtà di vincoli, quindi non è esattamente specificato se si parla di un vincolo che per noi è parte seconda del codice, cioè quello monumentale o quello paesaggistico. Verrebbe da intuire che anche il vincolo paesaggistico potrebbe produrre quelle deroghe che sono previste alla quota 110, non è detto che siano sempre necessari 3 interventi trainanti, no? Potrebbero essere diminuiti per effetto appunto della presenza di un vincolo di carattere culturale o paesaggistico. Il tema è delicato perché noi stiamo parlando esattamente di questo. Non abbiamo orientamenti al momento a livello centrale e bisogna capire anche come evolverà il quota 110 perché siamo agli inizi, no? E non escludo che ci possa essere qualche orientamento, anche se mi trovo un po' scettico a riguardo. Certamente dovremmo fare innanzitutto noi sovrintendenti un ragionamento che non vuole essere federalista, ma noi abbiamo una nostra commissione di sovrintendenti che in genere serve a questo, serve ad armonizzare gli interventi da est a ovest, da nord a sud, almeno della regione. E io penso che siano proprio queste le occasioni, perché l'argomento non mi sfugge in effetti, il tema dei diritti, no, che presuppone il bonus, e il tema delle tutele, diciamo così. Io, insomma, penso che sia sempre il caso di trovare una quadra nell'equilibrio, ma che poi deve diventare un metodo amministrativo. L'architetto Fiarino mi pare ha toccato, spero non sia sfuggito, e ringrazio anzi la collega del Comune che l'ha rilevato, questo tema dei 20 giorni. Non sarà sempre così, voglio dire, però è un argomento che ci sta molto a cuore nell'ufficio che oggi rappresento, cioè quello delle cosiddette accelerazioni delle procedure. Mi viene da dire che questa cosa qua è abbastanza indipendente anche rispetto a recenti normative che ci incoraggiano, anzi ci obbligano a mantenere un ritmo delle risposte che sia molto preciso. Ma al di là di questo, che comunque è un tema importantissimo per la gente che vuole investire, no? Che vuole progredire nel lavoro, io credo che siano proprio occasioni come queste a trovare le condizioni corrette, no? Qui a Vittorio Veneto c'è un'amministrazione che ha centrato un problema, voglio dire, l'ha visto, l'ha guardato, non era obbligatorio farlo, no? E ha deciso, mi pare, questa amministrazione che questo elemento non è esattamente un tema
esteriore, no? Cioè rappresenta una chiave di lettura della città, partendo dalla città storica evidentemente. Io mi spingo più in là, altri incontri come questi, magari preparati, perché il senso del nostro accordo è questo, no? Preparare le condizioni per muoversi in un certo modo, magari diventando anche dei modelli, no? Per altre realtà, no? L'ufficio che oggi rappresento ha circa 300 comuni da seguire, no? Quindi si può immaginare che la cosa deve diventare sciolta, no? Deve avere chiarezza negli intendimenti. Quindi io non ho la domanda era: ci sono direttive particolari? La risposta è in questo momento no, perché la situazione è ancora molto fluida. Certamente posso garantire che questo argomento, che riguarda il mondo delle tutele, ma anche la necessità di, come dire, lavorare possibilmente in tempi congrui, certi, e con metodi sicuri dal punto di vista progettuale, ce l'ho molto presente. E insisto, Sindaco, credo che al di là delle occasioni pubbliche ci sia bisogno proprio di, visto che siamo qui e da qui si sta ripartendo, insomma, insisto, dopo Feltre e Treviso c'è Vittorio Veneto che sta parlando di questi temi molto concreti. Io penso che da questa realtà, da questa città, possa partire veramente anche una riflessione molto tecnica, voglio dire, no? Che preveda le condizioni a cui lei faceva cenno, insomma. Però volevo rassicurarla, ecco, che non stiamo nell'iperuranio a pensare, ecco, ai colori delle facciate, ma conosciamo questi argomenti, insomma, no? Buonasera. E intanto volevo ringraziare l'amministrazione comunale, in particolar modo il sindaco, per essersi impegnato in quest'opera che speriamo che possa andare a buon fine. Come cittadino di Serravalle e come proprietario con mia moglie di un palazzo storico, rilevo però che ci sono delle cose a monte da conoscere prima di fare una spesa che poi venga detratta o meno, comunque qualcuno la paga e che non è indifferente. Quando prima il sovrintendente parlava di voglia di proprietari di restaurare, la voglia c'è, tante volte manca la possibilità, perché ripeto, quando si ha un palazzo con determinati affreschi e anche magari messo in maniera non proprio ottimale, almeno all'esterno, le spese sono notevoli. Dicevo, bisogna conoscere qualcosa a monte, perché ad esempio, l'aveva accennato prima il signor Sindaco nel suo intervento, cosa sarà di via Marte della Libertà? Voglio dire, continuerà il traffico come c'è adesso? Si bloccherà? Ci sarà una ZTL? Perché lì la strada è stretta, fa da cammino. Quando c'è stato il centenario avevamo messo fuori al terzo piano la bandiera italiana, dopo 3 mesi il bianco era diventato grigio scuro, per dire. Poi, siccome questa serie di interventi andrà a favore della cittadinanza e a favore anche dei turisti che già adesso giudicano Serravalle splendida, pur avendo questi degradi che sono sotto l'occhio di tutti, mentre i palazzi, diciamo, bisogna mettersi in strada e guardare verso l'alto, i portici purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, che sono in una condizione di degrado incredibile. Oltretutto perché per mancanza anche di civiltà da parte dei cittadini e purtroppo a questo punto anche di mancanza di controllo da parte dell'amministrazione, sono trasformate in latrine, perché è veramente impossibile camminare sotto i portici. Noi puliamo una volta alla settimana intorno alle piante che abbiamo messo per tutte le deiezioni dei vari cani e compagnia, e dopo è diventata anche una pista ciclabile, perché c'è un continuo andirivieni di gente che va in bicicletta, ormai addirittura anche con le mountain bike, con la loro bella divisa e tutto. Quindi voglio dire, se vogliamo che Serravalle diventi più bella e più apprezzata dai cittadini e anche dai turisti, si potrebbe cominciare anche dalle piccole cose, da queste piccole cose, per poi andare anche a restaurare queste facciate, per le quali chiedo se esiste anche la possibilità, che ho sentito che qualche altro comune ha messo, o comunque qualche altra zona si è messa in moto. Purtroppo qui
questa sera non ci sono i rappresentanti dell'Università di Trieste, ma so che in qualche zona hanno fatto delle convenzioni con le università o le scuole di restauro, adesso io non so esattamente quale possa essere la procedura, però in cui i proprietari pagavano i materiali e il lavoro veniva fatto a queste scuole, che serviva anche, diciamo così, come possibilità di apprendimento e di lavoro da parte di questi studenti o di questi neolaureati o laureandi di queste scuole di restauro o università, insomma. Grazie. Certamente nessuna azione da sola può risolvere un problema. Serravalle ha tanti lati positivi che la impreziosiscono, per cui si vede ad occhio che la Serravalle è attiva dal punto di vista attrattivo sulla città, sulla gente che ci va, quindi ha un plafond di sicurezza economica indotto proprio dall'essere Serravalle, dall'essere così. È chiaro che alcune cose cambieranno, come dicevo prima, entro gennaio dovremo avere un diverso traffico che passa per Serravalle, potremo agire. Ah, batteria bassa. Proviamo qua. Quindi avremo la possibilità di fare delle giornate senza traffico come inizio. Sa che i cambiamenti qua a Vittorio sono alquanto pericolosi, indaginosi da fare. Comunque si comincerà per step e chiaramente per fruire meglio di Serravalle faremo delle variazioni anche sperimentali, faremo dei cambiamenti. Relativamente alla sua considerazione sui portici, sui sottoportici, noi abbiamo fatto un pensiero, nel senso che ogni palazzo ha la sua quota di sottoportico, la proprietà è come il palazzo del proprietario del palazzo, però abbiamo pensato anche che ci vuole un elemento unificante, gli interventi sui sottoportici, e alla fin fine andrà a finire che sarà proprio l'amministrazione comunale che dovrà farsi carico, perché se anche si comincerà a intervenire su qualche palazzo non mi pare neanche tanto bello avere un tratto a posto e uno no. Non solo, ma mi pare che proprio dal suo palazzo verso nord, sia a destra che a sinistra, ci sia una pavimentazione di quelle piastrelline nere che andavano tanto di voga qua a Vittorio, che sono veramente brutte, che fanno buio, che poi è tutto annerito, scrostato, e quindi credo che alla fin fine bisognerà che intervenga l'amministrazione comunale in qualche modo perlomeno dall'altezza grosso modo del Palazzo Minucci di casa sua per arrivare alla piazza Flaminio. La superficie non è poi granché perché va restringendosi, fra l'altro. C'è anche un tratto, mi pare che sia Pietradistria, che è già buono, quindi non è grandissima la superficie del pavimento, del pavimento, mentre c'è tutto il discorso delle volte che io adesso non saprei neanche quantificare in superficie e in costi, però presumo che ci vorrà proprio l'intervento dell'amministrazione. Relativamente alla terza parte del suo intervento, che mi pare vertesse sulle condizioni economiche, è chiaro, più bello che il Palazzo 1A, dopo magari è impegnato su cifre più grosse, però stiamo parlando anche sul 110% e aspettiamo il 31% per sentire, perché che sappia io ci sono anche delle banche che si stanno attrezzando col prestito ponte, e è possibile anche cedere tutto il beneficio fiscale in una volta sola.
ho sentito dire che c'è una banca che ha elaborato questo prestito ponte e con un costo che è inferiore al 10, che se fosse proprio così, uno per ogni 100 lire che spende ne guadagna una, no? Perché prende più del 100. Andare in cerca adesso in questa fase di meccanismi più complessi, di interventi di enti terzi che ci mettono la parte di lavoro, fondamentalmente per non risparmiare niente, perché se esistesse veramente questo 110, al quale tutti quanti facciamo un po' di fatica ancora a credere, ma sembra sia proprio così, mi pare che sia un esercizio anche inutile. Aspettiamo il 31, può darsi che ci vengano chiariti i meccanismi di beneficio fiscale traducibili quasi in una non spesa, quindi è quello il treno di cui parlavo prima. Io vi ringrazio per la vostra presenza e auguro a tutti una buona serata e spero di rivedervi il 31.